Ciao, sono Luca Gottardo e oggi qui a Cordignano il cielo è un po' grigio, ma il sole lo porterà sicuramente questo bell'appartamento con 2 camere e 2 bagni. Però ci sono altre 2 cose fondamentali qui fuori, che è una sicuramente il parcheggio bello grande e l'altra il parchetto. Andiamo a vedere l'appartamento. Il condominio recente del 2002 ha 2 accessi, quello che avete appena visto che porta ai garage con chiusura completa e motorizzata, mentre da questa parte andiamo a quello che è l'accesso pedonale. Il giardino lo troviamo sul retro e è un interessante spazio verde che può essere rilassante, può ospitare degli animali come cani e gatti, oppure ci si può passare le serate in compagnia o mangiare all'aperto. Entrati veniamo accolti da questa bella stufa a pellet che d'inverno scalda benissimo e per l'estate c'è la predisposizione per l'aria condizionata. Qui siamo nell'open space con cucina da una parte e la zona giorno dall'altra. Proseguiamo per quella che è la zona notte. Abbiamo detto che appunto ci sono 2 bagni, questo è il primo, è cieco, c'è comunque l'aspiratore, ha la doccia e gli attacchi per la lavatrice. Questa è la prima delle 2 stanze da letto, è una cameretta, una camera singola e vedete che c'è abbastanza spazio con diverse disposizioni per quanto riguarda il letto piuttosto che l'armadio. Questo spazio nel corridoio è molto utile perché effettivamente, come hanno fatto loro, ci può mettere un armadio, è in nicchia, quindi lascia abbastanza spazio per passare. Se l'altro bagno aveva la doccia, questo invece ha la vasca ed è un bagno proprio ben curato con queste piastrelle verdi tutte in tinta. Ed eccoci arrivati allora all'ultima stanza, questa al momento ci sono tutte le collezioni, ma è una camera matrimoniale. Infatti immaginatevi comunque un armadio da questa parte e il letto potrebbe essere o qui con i suoi comodini o comunque con armadio a ponte e il letto sotto. Volevo darvi alcune chicche della casa, come ad esempio il pavimento unico dalle camere al soggiorno, che poi passa con questo gioco di materiali qui in cucina. Notate anche questi abbassamenti con i LED faretti che creano dei giochi di luce e cosa da non sottovalutare sono i serramenti in legno, vetrocamera, quindi con doppio vetro, e le zanzariere in tutte le finestre. Vi ho detto che avrebbe portato il sole. Venite a godervelo anche voi.